Eccoci qua, cari telespettatori, un'anteprima affascinante, coinvolgente, cioè, oddio, in mezzo agli squali io non mi sento coinvolta, ma molti magari sì, in modo particolare Maurizio Chiavato, documentarista, senza dubbio molto coinvolto. Grazie. Grazie di essere qui con noi, di essere tornato con l'isola de Coco e quindi Costa Rica, sì, andiamo Costa Rica, lontano, anche lì molto molto lontano. E vi faremo come sempre vedere delle immagini che avete visto, avete in qualche modo assaggiato di un viaggio che è durato e andiamo un po' a delineare dove si trova, un po' l'ubicazione, geografia. Bisogna delineare una cosa. Allora, il Costa Rica intanto è una nazione che per stato di vita delle persone è al primo posto nel mondo. Ha tolto completamente tutte le spese militari, devolgendole alla sanità e alla cultura. Il Costa Rica è molto piccolo, è 51.000 chilometri quadrati, con 6 milioni di popolazione e praticamente stanno bene. Hanno esportazioni di frutta tropicale, di caffè e il resto praticamente il turismo. Non è che si sviluppa, il turismo è prettamente subacqueo, perché dal Costa Rica si va all'isola de Coco. Ma è un paese pericoloso? Come? È un paese pericoloso? No, direi proprio di no, assolutamente, proprio assolutamente, si vive bene, assolutamente. Infatti abbiamo avuto anche un amico che si è trasferito con la famiglia, è andato a vivere oramai da 10 anni in Costa Rica, è proprio felicissimo. Il clima? Il clima, allora, qui è molto piovoso, diciamo subito questo, non è che abbiamo la stagione delle piogge e la stagione secca, no, piove un po' tutto l'anno, è molto rigogliosa perché appunto c'è pioggia e c'è temperatura e caldo, per cui abbiamo foreste veramente sviluppatissime, dove andremo adesso all'isola de Coco e dove hanno girato la prima serie, il primo film di Jurassic Park, quindi tanto per dire com'è la natura, perché poi l'hanno fatta praticamente adattata ai dinosauri di cui era il film, che è stato veramente bello. E lì siamo andati dove abbiamo fatto il bagno nella cascata, proprio dove arriva l'elicottero all'inizio del film, che hanno dovuto riportare perfettamente com'era prima che loro quindi hanno fatto facessero un il film. ripristino completo. Sì, esatto, hanno fatto il ripristino completo, quella era la condizione sine qua non che potevano usare quella scenografia della valle della cascata e dovevano riportarla e l'hanno riportata esattamente come era. È stato possibile, sì? Sì. Non c'erano tracce No. dei passaggi devastanti a volte. Sì, no, invece hanno fatto bene. Eccolo qua. Ecco qua la nostra piantina, vediamo dove c'è l'asterisco e l'isola de Coco. E vediamo anche il Costa Rica vicino. Allora, il Costa Rica ha 1000 chilometri di costa dalla parte dell'Oceano Pacifico e 200 da parte dell'Oceano Atlantico. La parte più bella è questa dell'Oceano Pacifico. Ricordiamoci che nell'Oceano Pacifico ci sono 4 mete che per me i subacquei devono farne almeno una o due. Io ho avuto la fortuna di farne già 3. Ecco, sono le Galapagos, l'isola de Coco, Socorro e Malpelo. Queste sono delle mete che si fanno solo in crociera e ricordarsi che quando si è in crociera così lontani, perché siamo in tutte le mete, anche diciamo le Galapagos ci sono le isolette, si è vicini, però ricordiamoci di stare sempre col massimo di attenzione perché anche un minimo incidente può essere grave perché non si ha assistenza medica. Si è in barca, si è imbarcati a 500 km. Ma queste imbarcazioni che portano in crociera non sono attrezzate anche per personale sanitario? No, sono molto... No. Diciamo che abbiamo salvato noi un marinaio quando siamo andati a Socorro, che si è fatto... tagliando una fune, si è tagliato ma in maniera profonda, ha preso un'arteria del polpaccio, però avevamo 3 medici. Ma perché erano turisti anche loro in quel momento lì? E la Teresa diciamo che gli ha salvato la vita perché aveva un'emorragia che bisognava fermarla. Certe volte, cioè veramente ricordarsi, tutti abbiamo l'assicurazione DAN subacquea, però... Sì, ho capito, però se non c'è nessuno, se non c'è nessuno che ti vengano a prendere, ma anche solo che parta subito l'elicottero con un'emorragia del genere, faccio dire, è difficile rimanere vivi. Quindi che periodo avete scelto? Marzo, siamo andati in marzo. Sì. I 2 periodi sono ottobre e marzo. In ottobre l'acqua è un po' più fresca, ci sono più squali martello, c'è da dire. Questo è l'inizio del filmato, qui vediamo
come praticamente il cocco viene usato in tutti i paesi tropicali. Ma si chiama Isola de Cocco forse per la presenza del cocco o Beh, no? ce ne sono tantissime, no, ma non so, non esattamente, perché all'Isola del Cocco credo che non ci siano neanche. Ok. Qui siamo in Costa Rica invece hanno moltissima frutta tropicale che la esportano. Questi sono dei nidi che fanno gli uccelli. Quindi voi siete passati prima per Sì, Costa per la Rica. capitale San José. Questa è la prima volta che vedevo i colibri. Il colibrì, guardate la velocità che ha, riesce a raggiungere 1000 pulsazioni cardiache al minuto. Io questo l'ho saputo recentemente, mi ha detto guarda, ha la stabilità di un'ape, di una vespa, guardate le ali come le muove, come è immobile e via di seguito. Il becco è lungo per prendere perché si nutre praticamente del nettare dei fiori e dopo però ha un dispendio di energia che deve per forza fermarsi. Però è un uccellino bellissimo, è piccolo, è piccolissimo. In fianco al nostro bungalow avevamo un nido, di questo è un merlo, praticamente un merlo tropicale, che aveva il suo Tranquillo piccolo. però, voi siete riusciti a riprenderlo e lui era là. E guarda che bello! E qui c'è il piccolino dentro, che però ci hanno ben guardati dal disturbare, infatti. solo guardato finché la mamma Che era tenero, andata. mamma mia, bellissimo. Sì. Qui abbiamo anche molti vulcani e tra cui c'è il vulcano Arenal che è un vulcano attivo. Lo vediamo di giorno, si vede, vabbè, questo è un piccolo particolare della doccia come era fatta il nostro bungalow con la doccia così a caduta libera. È molto simpatico, voglio dire. Sì, proprio, infatti è sì. molto ambientato nell'habitat della Esatto. zona, insomma. Questo è il vulcano Arenal che vediamo che fuma, però di giorno lo vediamo fumare, ma di sera vediamo anche come fossero dei fuochi artificiali, adesso lo vedremo, perché è perfettamente attivo, non fa colata lavica, espelle praticamente, ecco qua che vediamo, che butta fuori proprio la Sono lava. lapilli. Sì. Sono i lapilli, quindi un po' Sì, di lava. lapilli, ma non è considerando pericoloso? la distanza erano dei lapilloni, insomma, Infatti, cioè, quindi è pericoloso sostanzialmente? Sì, difatti non si va mai vicini a questo vulcano, però qui abbiamo praticamente l'acqua, si sfrutta l'acqua calda, l'acqua termale. Ah, Proprio. che bello. E i torrenti in cui siamo anche andati, è difficile stare con i piedi a bagno da quanto calda è. È veramente caldissima l'acqua che viene fuori. Caspita, ma loro la utilizzano anche così per uso domestico? Riescono a Sì, sfruttarla? viene utilizzata proprio, viene convogliata come acqua calda proprio per fare la doccia, per lavarsi. Anche Ecco se qua. è caldo comunque. come Anche se è clima. un clima caldo, d'accordo. Questo qui è il torrente che proprio veramente siamo andati, ma non riuscivamo a stare coi piedi in acqua, perché veramente è acqua caldissima. Sì, che visto così uno dice, potrebbe essere ancora bella fresca, invece no, al No, contrario. no. E qui iniziamo a spostarci, perché il consiglio che io do sempre, qui è tutto il gruppo che siamo andati, il consiglio che do sempre di quando si cambia per parecchie ore di fuso orario, la stanchezza del viaggio, di acclimatarsi un attimo, a fare dei viaggi praticamente A tappe. vedendo qualcosa, esatto, sì. E qui abbiamo fatto che c'è un cavo, che lo vediamo adesso, che passa sopra la foresta, si va su con la funivia e si scende giù via cavo. Quindi che è iniziare con un po' di emozione, perché ti scaldi, tra virgolette, i muscoli con Sì. un po' di emozione. Un no? po' di adrenalina c'è, perché si va via anche molto veloci, lo vedete. Non è consigliato a chi soffre di vertigini. Ecco, qui avevo la telecamera, faccio un po' vedere com'era la sensazione del volo. Ecco, E si io va non lo proprio farei. sopra la foresta. Cioè, molto, molto bello, suggestivo, però se corri No, anche... Diciamo che a farsi male ci si mette un millesimo di secondo e anche su cose che sembrano che non possa succedere niente. Però qui ho visto, insomma, ti davano il caschetto, avevi le doppie cinture, tutto il resto. Ha Ecco, messo... qui, Mamma mia. qui ti avvisavano che stai arrivando perché avevi il freno che poi ti bloccava. E erano 3 stazioni di discesa. Qui abbiamo visto il Tucano, che è bellissimo, e poi ce n'era un altro che adesso lo vedremo da vicino, eccolo qua, ma proprio tranquillo, non scappava, l'abbiamo Ma nel proprio senso che è avvicinato. libero? Libero. Aveva la sua gabbietta dove andava a mangiare, ma comunque sarebbe stato libero di volare via, era fermo lì. E qui il secondo tratto di funivia, di cable che ti porta giù, va bene, e si arriva alla stazione. Ma Ecco. se tu non freni... che No, succede? frenano loro. Adesso vediamo il prossimo che viene giù, che è Francesco. Qui in questa stazione di arrivo c'erano le iguane. Le iguane sono caratteristiche, le abbiamo anche alle Galapagos, proprio uguali, identiche. Sono animali, diciamo, un po' bruttini forse da vedere, ma pacifici.
assolutamente non sono fanno nessun pericolosi. pericolo, proprio bello. Eccole qua. L'iguana è veramente bella. Mentre sono pericolosi, simili, le iguane non sono pericolose, mentre cos'è che sono pericolosi? C'è un'altra specie che può essere pericolosa? I varani. I varani, I varani, infatti. esattamente. No, queste qua proprio assolutamente è un piacere vederle, è un piacere proprio frequentarle, vederle così anche da vicino, non scappano assolutamente, sono molto... Solo bisogna capire la differenza varani, Sì, iguane. no, ma comunque il varano lo si vede bene, proprio ha sempre un aspetto aggressivo, a prescindere i draghi di Komodo che sono 3-4 metri, allora lì già uno si tiene lontano, sì. ecco. Però anche il varano piccolo ha sempre la saliva che è un morbo sì, praticamente tossico e per cui se morde crea un'infezione che al momento non si riesce ancora a curare. Quindi dobbiamo starci un po' attentini ai varani. Questo è come andavo giù, eccomi qua con la telecamera che cercavo di anche prendere. con la telecamera. E d'altronde per fare la ripresa, per vedere com'era la sensazione. Ah, quindi si vedeva questo paesaggio? Sì, esatto. E qui si andava giù così. Però l'unica cosa è che con la telecamera, quell'attimo che ci sbilancia, si ruotava sul perno proprio che ci teneva, ecco. Quindi bisognava stare un attimo attenti a ogni movimento che si faceva. Non era niente di pericoloso, però perdevi la stabilità. E qui invece si andava giù, ma è molto, proprio una cosa molto simpatica. L'hanno fatta anche qua nelle Dolomiti, c'è adesso. Ecco, qui vedete che mi suotano, che mi hanno spostato perché mi avvisavano che stavo arrivando alla piattaforma. Allora mi preparavano, mi davano gli avvisi e il freno mi blocca. Ecco, qui vediamo bene come è fatto il freno, che è sopra sul cavo, eccolo qua che lo prende e quello lì lo ferma. Ah, c'è proprio Quindi una non c'è cosa... problema. Poi un'altra cosa, qui c'è il fiume che passa proprio per San José, che è pieno di coccodrilli liberi. Vabbè, ma non pensavo mai di vederne così tanti. Cioè, questo fiume attraversa la città. Attraversa la città. Quindi il coccodrillo potrebbe anche essere vicino alla città. Sì, diciamo che difficilmente entrerebbe in città perché non è il suo habitat, per cui sì. Belli grandi tra l'altro. No, sono belli grandi questi qua, veramente belli grandi. Eravamo sopra il ponte che attraversava proprio il fiume e poi abbiamo voluto scendere, però come siamo scesi li abbiamo visti che subito sono scappati via. Proprio anche perché sono pericolosetti, non sono proprio... Diciamo che è meglio lasciarli, vederli in lontananza, ecco, quello sì. Però, di che cosa si nutrono qui? Questi qua praticamente di pesci in questo caso, perché loro proprio vivono nell'acqua del fiume, sono carnivori, non sono erbivori. Ecco. Qui è quando siamo andati giù, che come siamo andati giù, stando a debita distanza, loro però si sono subito allontanati e sono entrati in acqua. Io conto sempre, e forse sbaglio, sulla paura dell'animale che abbia più paura di me. Quindi dico, ma se ha più fame di paura... Ecco, allora è un'altra cosa da vedere. Perché ci sono stati casi in giro per il mondo di aggressioni... Qui sì, purtroppo ci sono stati tanti attacchi. Qui abbiamo gli scoiattolini che sono bellissimi, qui le solite iguane che le rivediamo, che vivono proprio, sembra dei nuclei familiari su un albero generalmente, e ce ne sono 40-50 iguane, tantissime proprio, e stanno lì. E però le possiamo avvicinare proprio tranquillamente, non hanno paura, perché poi qui tutti gli animali non vedono l'uomo come pericoloso, per cui sono tranquille anche se noi ci avviciniamo. Qui è un bel volo di un'aquila che è sopra. Vediamo sempre che c'è un po' di nuvolo, perché in effetti è un paese molto piovoso, ma d'altronde abbiamo una natura rigogliosissima. Quindi tutto l'anno non c'è speranza, sì, si vede poco tutto il sole. Ma quello che c'è da dire è che magari piove, per dire... Faccio un esempio di Padova, piove in Prato della Valle, all'Arcella c'è il sole, ecco, c'è proprio delle zone molto limitate, zone. e c'è proprio che c'è la pioggia da una parte, ci si sposta di 500 metri, non piove più, abbiamo anche il sole. Ah, quindi il sole si vede, insomma, ogni tanto si vede. Dai, questo è già positivo. Ma volevo chiedere, come situazione invece la popolazione è benestante oppure ancora c'è abbastanza miseria? No, diciamo che stanno bene, vivono bene. Qui ad esempio c'è stato un quiquo tra l'America che aveva cercato di invadere. Questo era un aereo americano che è rimasto dopo appunto il tentativo di invasione degli americani. E qui vediamo, siamo nel parco Manuel e vediamo l'erba, praticamente carnivora, la pianta carnivora. E era rimasto questo aereo e lo hanno trasformato in albergo. Ah, dai, albergo e ristorante.
Originalissimo. Quindi, sì, no, veramente. Questo è lo stato brado oppure no? Questo caprioli, questi animali Sì, che sì, stiamo sì, è vedendo. libero. Quindi, E questo, guardate, veramente bisogna bello. guardare, perché guarda, proprio qui... Ma cos'è un bradipo? Il bradipo, esattamente. I bradipi sono di Bellissimo. due generazioni, due tipi, c'è il bidita e il tridita, ossia la zampa ha 3 unghie o 2 unghie. Ma guardate quello che è incredibile, quando dice sei come un bradipo, guardate come si muove, la lentezza che ha quest'animale, è incredibile. E il bello è che poi abbiamo scoperto che ne avevamo uno davanti alla finestra del bungalow, proprio Perché attaccato. sono stazionari? Stazionari, loro scendono una volta al mese dall'albero Eh? per fare i loro bisogni a terra. Ah, una volta, Basta, c'è un metabolismo una volta al mese, proprio quindi proprio è tutto lentissimo. ritardato. Poi le scimmie, guardate che belle che sono, che non sono come i macachi che troviamo in Asia, in Indonesia e via di seguito, che sono abbastanza aggressive. Queste qui sono anche belle simpatiche, proprio non attaccano proprio assolutamente e stanno a debita distanza magari, ma però guardate, proprio non danno nessun problema, hanno l'agilità classica delle scimmie, comunque questo è chiaro, ma sono proprio molto belle. Eccole qua, guardatele che belline che sono. Infatti. È bello, guardate come va via sul filo e dopo anche qui come si tiene col secondo filo, come sta in equilibrio e come va via. No? No, proprio gli animali non hanno nessun problema con l'uomo perché l'uomo si è comportato bene, in questo caso con loro. E qui siamo alla fine del parco e siamo arrivati Perché voi al mare. comunque alloggiavate in un bungalow, Sì. adiacente a un parco? Allora, qui siamo a San José e siamo in Costa Rica. Poi, quando siamo andati all'Isola del Coccolo, abbiamo fatto 500 chilometri di navigazione, sono 2 giorni e mezzo di navigazione, e qui il bradipo che vedevamo dalla nostra camera dell'albergo. Ah, statico, fermo là così. Statico, fermo, immobile lì, esattamente. Cioè, se uno non mette a fuoco completamente sembra un tronco, Sì. cioè mimetizzato. E questa è la cascata famosa, che qui siamo già all'Isola del Coco, e questa è la cascata dove è arrivato l'elicottero di Jurassic Park quando hanno girato e hanno riportato la cascata, perché hanno fatto la piazzola di atterraggio in fianco alla cascata dell'elicottero, l'hanno riportata esattamente com'era, riportando anche i tronchi che avevano rimosso per tutto e l'hanno riportato com'era. Meno male, dai. Qui vedete quanta acqua c'è, perché? Perché piove spesso, tantissimo. Ma quindi vi ho visto in costume, l'acqua non è gelida? No, non è gelida assolutamente, no, per quello no, si stava anzi col tempo. Ecco, guardate qui l'acqua torrenziale che viene giù, Quindi quanto non piove. sono piogge, sono diluvi. Diluvi, esattamente, diluvi, e dopo vanno via immediatamente e siamo al sole. E qui vediamo un mare ricchissimo di pesce. E questo mare qui purtroppo abbiamo anche tantissime imbarcazioni che vengono per pescare, sono famose giapponesi o cinesi, le pinne degli squali, perché qui si Ma viene se è, all'isola. è una specie di parco naturale però? È parco naturale, E esattamente. nonostante questo? C'è tanta corruzione. Allora, i ranger che ci sono all'Isola del Coco cosa fanno? Avvisano a terra che abbiamo finito il carburante della barca per pattugliare l'isola, per vedere che non vengano i pescherecci. Questi che ricevono la telefonata, prima di mandargli il carburante, avvisano i pescherecci: guardate che sono senza carburante, andate, e gli mandano il carburante una settimana dopo, quando questi hanno finito di pescare. Non qualche ora dopo, No, cioè una no, settimana no. dopo. Ma d'altronde sono 3 giorni di navigazione, 2 giorni e mezzo di navigazione per arrivare, per cui sì. Qui stiamo andando verso riva. Ah, questa qui potremmo chiamarla anche l'isola del tesoro, perché ci sono stati moltissimi naufragi di navi, di imbarcazione, di pirati, di avventurieri, e che abbiamo trovato, cioè ci hanno portato loro perché se le trovavamo noi era un po' difficile, hanno fatto vedere le iscrizioni che hanno fatto le persone che sono poi morte anche su quest'isola perché nessuno le ha salvate, e questo qui è tutto quello che riguarda praticamente il Parco Nazionale, il nostro gruppo completo. E praticamente ecco, qui vediamo le iscrizioni che le sono state fatte nel 1800 circa dalla pirateria, da quelli che avevano per mareggiata perso la barca, si erano salvati nell'isola e poi sono rimasti lì nell'isola. Però poteva essere anche che in quest'isola venissero nascosti dei tesori, e però bisogna vedere se sono stati recuperati o meno. Quindi non ci sono notizie certe di questo, anche perché essendo distante, essendo un luogo un po' così, Esatto. resta tutto avvolto nel Qui mistero. vediamo ecco, le scritte che più chiare in certe
punti più chiari, però voglio dire, potrebbe essere 1817 e questo qui è rimasto qua e avrà finito di vivere qua. Logicamente queste scritte qui le vediamo sempre vicino ai corsi d'acqua, perché quello che era indispensabile è avere l'acqua dolce. Poi la natura li ha aiutati a mangiare e anche a pescare, a prendere qualcosa, ma comunque l'acqua è la prima cosa che noi abbiamo bisogno, assolutamente. Comunque un mare pescoso, questo Mare molto molto pescoso, sì, quello E sì. abbiamo visto più volte delle immagini, dicevamo prima, degli squali toro. Ecco, no, qui no, martello. qui non No, li abbiamo. squali Martello, qui abbiamo i squali martello, martello. squali grigi e i pinna bianca. I pinna bianca, quello che sarà, vediamo verso la fine del filmato, abbiamo fatto anche la notturna in mezzo ai pinna bianca. Che Quella però è stata... non sono così innocui, Allora, il pinna bianca ha una buona dentatura lo stesso, ma è tanto piccolo, timoroso e scappa via. L'unica cosa che bisogna dargli è la possibilità di fuga. Non si può pensare, perché vanno molto spesso negli anfratti, se ci si mette davanti e si chiude la possibilità, a quel punto ti attacca. Cioè, devi metterti di fianco che se lui vuole uscire possa uscire senza nessun problema, questo è importante. Allora adesso noi usciamo un secondo, andiamo in pubblicità, poi continuiamo con il nostro filmato, tra poco.